Non so dove era arrivata perché la camera si è stoppata, mi sono dimenticata di cancellare i video precedenti, quindi un mezzo casino. Comunque dicevo, ha un seguito piuttosto affezionato, per cui le fan si scontrano contro queste critiche e ne viene fuori, diciamo, una discussione che proprio sana non mi sembra. Se però voi oggi vi aspettate una super polemica di quelle che volano cose di rabbia a destra e manca, avete sbagliato video, perché in realtà io qui voglio semplicemente ragionare e, per quanto possibile, perché non sarà possibile mai, mettermi nei panni di chi è dall'altra parte e subisce il torto di non trovare il correttore adatto alla propria pelle. Innanzitutto parto col dire che mi ha stupito tantissimo la poca differenza che c'è tra il colore 1 e il colore 10. Ora qui lo vedete sul bianco della mia maglia, quindi inconfondibile. Su 14 colori il 10 non sia così lontano dal numero 1, secondo me è già indice di una selezione di colori sbagliata. Ve li mostro. Per quanto possano sembrare particolarmente diversi, su 14 colori 1 e 10 sono veramente troppo, c'è veramente troppa poca differenza. Tanto vado a mischiarli per ottenere il mio colore. Sono buoni, non c'è niente da dire su questo, sono coprenti ma restano naturali. Infatti non mi sarei mai aspettata un prodotto così coprente da parte di Clio, però ci sta, anche perché ormai abbiamo la varietà assoluta in fatto di correttori e addirittura riuscire a portare sul mercato un prodotto che sia coprente che allo stesso tempo naturale, con effetto naturale, tanto di guadagnato. Però, come dicevo, a livello di colori è, secondo me, assolutamente squilibrato. 3 sono veramente, è veramente un numero troppo piccolo, troppo basso da dedicare alle persone da un incarnato scuro, ma anche scurissimo, direi. Io posso capire, diciamo così, la ricerca di mercato, posso capire che il target sia stato studiato sulla varietà, diciamo, di carnagioni che ci sono in Italia, visto che il suo pubblico e quindi i suoi clienti sono italiani, cioè lei è diretta al mercato italiano. Non credo che voglia per ora espandersi al mercato internazionale, anche perché 14 colorazioni così non funzionerebbero. Il video è stato molto carino, ci sono state persone con differenti variazioni di colore di carnagione. Io quando l'ho visto però sono rimasta, cioè sono sincera, l'ho visto velocemente, poi mi sono confrontata con la mia amica e l'ho rivisto, perché a prima acchito io pensavo che fossero qualcosa come 5-6 colori, io non mi sarei aspettata che fossero 14. In realtà, senza tirarla per le lunghe, perché è sbagliato? Perché è addirittura considerato razzista. Onestamente, a guardare Clio tutto mi verrebbe in mente tranne che razzista, quindi non credo assolutamente che Clio sia razzista. Credo però che non essendo lei a capo, diciamo, della sua azienda, non dico che sia limitata, ma comunque non è quella che sceglie. Non credo che sia l'unica, appunto, a scegliere le colorazioni, ad approvarle, eccetera eccetera. Noi facciamo riferimento alla persona di Clio perché è lei la faccia ed è lei che rappresenta Clio Makeup. C'è quindi tutto un team dietro, non ci si può appellare alla sola persona di Clio, però è lei la faccia, quindi è ovvio che si faccia il suo nome. In questo caso io capisco anche loro che si sono andati a difendere in TV per questa situazione, per dire che non è razzismo, eccetera eccetera. Lasciatemelo dire, il gesto in sé è razzista e vi spiego anche perché. 9 colori, non dico identici, ma con una differenza veramente micro,
l'uno rispetto all'altro, tant'è vero che Clio subito dopo il lancio nelle stories, sono andata a sbirciare proprio perché c'era tutta la polemica, diceva io a seconda del giorno, di come mi trovo quel giorno cambio, metto che ne so, non mi ricordo adesso i numeri, metto che ne so il 2 piuttosto che il 3, addirittura anche forse il 4, eccetera eccetera. È ovvio che lei trovi una scelta addirittura tra tutti questi 9 correttori, però poi rimangono quei 4, io direi anche 3, però rimangono quei 4 alla fine che sono dedicati alle pelli medie, medio scure massimo, ma non si può dire che siano per pelli scure o scurissime. Intanto vado a mettere la cipria, metto 2 ciprie, la Butter Fenty Beauty al contorno occhi e la Charlotte Tilbury numero 2 medium sul resto del viso. Per quanto io possa capire il target di riferimento e lo studio che c'è stato dietro, e che quindi magari rivelano che in Italia non siamo ancora una comunità multietnica ben affermata e come dire variegata, resta comunque il fatto che quella parte di minoranza di comunità che Clio ha escluso dalla sua collezione di correttori esiste. L'errore è proprio nel non fornire una scelta. Come chi ha la pelle chiara deve avere la possibilità di addirittura cambiare 2, 3, 4 correttori all'interno della collezione, questa scelta deve essere assolutamente data anche a chi ha la pelle scura e scurissima. C'è da rendersi conto che chi ha la pelle chiara è privilegiato. Non posso immedesimarmi al 100%, però mi piace essere comunque in prima linea ed esprimermi per quanto riguarda alcune determinate polemiche nell'ambito della beauty community, perché credo che sia corretto, credo che sia giusto, credo che tacere o essere neutri vuol dire stare dalla parte sbagliata. Questo senza fare la guerra a nessuno, attenzione, è semplicemente una presa di posizione molto limpida e chiara. Sono un attimo sconvolta, cercavo il mio illuminante in crema preferito di Becca Cosmetics Opal, ma non l'ho trovato, quindi mi arrangio e vado con questo qua di United Stories che si chiama Sunray Flat Pearl Cream Highlighter, è tipo un po' rosino, una cosa del genere. Comunque dicevo, mi sono dimenticata a che punto sono arrivata, perché sono stata 3 ore a cercare sto coso. Dicevo che secondo me essere neutri rispetto a questo argomento non è una cosa corretta da fare. No, per carità carino, però ne volevo più gold, scusate. Sempre alle stories, però è un cosino piccolino così, perché altrimenti non è corretto secondo me nei confronti di una società, in un contesto storico e culturale che per fortuna si sta muovendo verso altri fronti e per fortuna sta cercando di migliorarsi. Secondo me è importante che soprattutto chi è bianco e privilegiato come me si metta in prima linea nel mondo della beauty community e dimostri di avere un'opinione, perché ragazzi questa cosa è importante. Non bisogna lasciare che la comunità nera faccia tutto il lavoro sporco per noi, l'ha fatto per troppi anni, quindi sarebbe il caso che un po' anche gli altri si muovessero in questo senso, perché non c'è un perché, cioè è giusto che sia così. Dovremmo smetterla di stare a chiedere perché, dovremmo chiederci come a piccoli passi possiamo dare una mano in questa direzione per muoverci sempre di più verso una equità, una giustizia, diciamo così. La questione è molto semplice, ve la metto in questi termini. Non dare una scelta a chi ha la pelle scura nella selezione di colorazioni di un correttore vuol dire confermare ancora una volta il privilegio che la comunità bianca ha. Si insidia proprio lì il razzismo a piccole dosi, laddove non ti sembra importante, laddove ti ritrovi a dire non esageriamo. Arrivare a dire che a te non sembra poi una cosa di così tale conto, è proprio lì, in questi micromeccanismi che si inserisce il razzismo. E perdonatemi, ma portare in TV un argomento del genere vuol dire fare un passo indietro, perché la comunità di YouTube, Instagram e comunque la comunità online, ragazzi miei, è millenni avanti rispetto a quello che si vede in TV. Se tu cerchi approvazione da coloro che sono un attimo indietro rispetto alla storia che sta
andando molto più avanti, vuol dire in realtà cercare l'approvazione facile. Ora non è che la TV la guarda solo chi è razzista, però in linea generale non è proprio il mezzo di comunicazione più aggiornato di questi tempi, diciamo così. Più che giustificarsi in TV bisognerebbe prendere atto della cosa, farne tesoro, integrare magari dei colori o uscire con un'altra collezione di correttori prossima, si spera, dove ci sono le giuste colorazioni per tutti. Qui voglio arrivare in realtà poi ad un altro punto. Prima di fare questo vado a mettere un po' di blush. Questo qui è un blush in crema di un brand che si chiama Liz Early ed è un brand credo britannico. Troppo freddo per il trucco che ho fatto, non mi convince, quindi lo cambio e vado a mettere l'altro. Questa è la colorazione 03 Nude. Qui arrivo ad un altro punto. Ma il brand è a conduzione familiare, magari hanno un budget ben definito, non possono permettersi, che ne so, le colorazioni di Fenty Beauty o che ne so, qualche altro brand tipo grande, no? Ok, ci sta. Anziché cacciare fuori 14 shade, di cui 9 sono gemelli mancati, tira fuori 3 shade, una per pelle chiara, una per pelle media, una per pelle scura, e te ne tiri fuori. Cioè, non hai soldi, fanne 3. Non esisterà la shade per ogni tipologia di persona che esiste, ma non si può nemmeno dire che hai fatto hai dato uno squilibrio di colori. Ora, questo è un esempio per assurdo, però bisognava fare 14 diviso 3, oppure tirava fuori 15, 5 per ogni tipologia di carnagione, o ancora meglio 16, 4 chiari, 4 pelle media, 4 pelle scura, 4 pelle scurissima. Questo sarebbe stato un range coi controcoglioni. In un range di colori, quando io ci metto l'occhio sopra, deve esserci tipo una sorta di sfumatura, capito? Come se fosse la sfumatura che fai sugli occhi dal più chiaro al più scuro. Non posso vedermi davanti 9 shade simili e poi bam, 4 che sembrano messe lì giusto per accontentare, per evitare, quasi per tamponare le polemiche in anticipo. Credetemi che non è una cosa di politically correct, è una cosa che ormai dovrebbe essere la norma. La norma, raga, dare la scelta dovrebbe essere la norma, e lo sappiamo che è ancora un privilegio avere la scelta, è ancora un privilegio. Cerchiamo un attimo di accorciare questo privilegio, cerchiamo un attimo più che altro di distribuirlo questo privilegio. Sarebbe molto molto carino se si riuscisse a fare questa cosa, soprattutto, ecco perché io mi sono sporta in seguito all'uscita dei correttori di brio, soprattutto in ambito beauty, soprattutto perché io credo che la beauty community italiana, ma anche internazionale, forse internazionale è già molto più avanti, però siamo molto ferrati sull'argomento, quindi perché non tenere il passo e piuttosto andare indietro? E ripeto, comprendo perfettamente la questione del budget, però insomma ve l'ho spiegata in maniera abbastanza spicciola. Un'altra cosa utile che si poteva fare prima del decidere quali colorazioni far uscire sarebbe stata, per esempio, non so adesso se all'interno del team c'è una variazione appunto anche in termini di background culturale o colore di carnagione, però sarebbe veramente cosa buona e giusta prendere, che ne so, dei test di persone con una varietà eccezionale e vedere come va, o chiedere consiglio a chi si trova nella posizione svantaggiata di non trovare i prodotti in Italia che rispettano il proprio colore di carnagione. Quindi ci sono tantissimi modi per evitare che questo nel 2020 succeda ancora, e io capisco benissimo che ci sono altri brand italiani che non sono perfetti, nessuno è arrivato a dare una varietà diciamo precisamente corretta per tutte le tipologie di carnagioni che sono là fuori, ma Clio ha un numero molto grande, è stata una delle prime.
non so, io la vedo un po' la mamma, no? Di YouTube Italia, quindi con tutto il rispetto e il bene, perché non credo che Clio sia una persona cattiva o addirittura razzista, però sarebbe buono, sarebbe cosa buona e giusta se iniziasse a prendere decisioni insieme al suo team. Credo che questo succeda già, però voglio dire, essere un po', cioè, o almeno serve qualcuno nel team che sia più attivo su questi argomenti, che sia uno che osserva di più sì, ok, capisco la vendita, il target, il marketing e tutto quello che c'è dietro, raga, alla vendita, perché sostanzialmente è la vendita, va bene? Quindi quante persone, il calcolo sarà stato quello, quanta percentuale di persone con pelle scura e molto scura c'è in Italia, il calcolo sarà stato quello, però torno a ripetere che questi meccanismi qui sono ormai andati, sono vecchi, non bisogna più ragionare così, bisogna ragionare che ogni, diciamo così, molto tra virgolette, ogni tipo di carnagione deve poter avere una scelta. Una. Perché per esempio adesso mi viene in mente Bellamy nella beauty community italiana, non sono sicura che potrebbe utilizzare un correttore di quelli di Clio, non ne sono certa, potrebbe essere l'ultimo, io non ci ho guardato bene, però al momento mi viene in mente lei con la pelle molto scura. Sono perfettamente conscia e convinta che non sia la più scura, perché io avendo truccato modelle ho visto, cioè ho truccato anche pelli scurissime. Capisco anche che il target di riferimento è un pubblico di compratore medio, non di certo una make-up artist, quindi che io stia a precisare che magari non c'è, perché io non potrei presentarmi con una range di colori del genere su un set, però anche il pubblico ha bisogno, c'è bisogno di una scelta. Intanto vado ad utilizzare come contorno labbra una delle matite di Nabla, vedo un po' quale perché è la prima volta che le provo, infatti sugli occhi anche la palette di Nabla, non mi ricordo se ve l'ho detto. Come dicevo all'inizio, non mi piacciono le polemiche, ma io questa non la ritengo una polemica, questa la ritengo una discussione sana e che va fatta, va affrontata, perché è importante, è un argomento che riguarda tutti, non riguarda soltanto appunto la comunità di persone che hanno la pelle scura. Come rossetto provo un Nude Kate di Charlotte Tilbury. Non sono convinta che mi abbiate visto spesso con i capelli ricci. Ultimamente però li sto indossando spesso perché mi piacciono, non mi sono mai piaciuti tutta una vita intera che li ho avuti, adesso improvvisamente mi piacciono. Comunque, per concludere il discorso, perché come è scoccata la campana del paese, non si sa per quale motivo, tutti i giorni questi alle 8, così è scoccata la mia patatina Vanilla, perché vuole andare fuori. Non posso dire l'altra parola che serve per andare fuori, che è perché altrimenti impazzisce. Tutte le pet mamas che mi stanno seguendo in questo momento capiranno che quando è scoccato l'orario praticamente non capiscono più niente, questo almeno vale per i cani. Per concludere un po' il discorso, cioè sicuramente secondo me il team di Clio ha fatto uno sbaglio, un errore, ci può stare. Determinate cose poi non le decido nemmeno io, ma chi è nella vera situazione di non trovarsi poi il correttore adatto alla propria pelle deciderà se questa cosa è così grave o meno. Non me la sento di condannare il team di Clio in particolare e sono convinta che lei magari riuscirà a capire la situazione e trarrà qualche insegnamento da quello che la community le sta comunicando. Diciamo che tutti facciamo errori su questa terra, siamo microscopici rispetto all'intero universo, quindi cerchiamo di essere, diciamo, buoni con gli altri. Oddio, questo discorso sta finendo in qualcosa tipo alla Madre Teresa di Calcutta, evitiamo. Comunque avete capito benissimo il mio discorso. Mai come per questo argomento voglio sapere cosa ne pensate. Non so se il prossimo video sarà un aesthetic vibes o un altro parlato, ma insomma ci vediamo al prossimo video e mando un bacio grandissimo. Ciao! Smettila di russare, no? Capito? Adesso andiamo!